Naturalmente è capitato spesso, dopo l'acquisizione di Palazzo Soranzo Novello da parte del comune e dopo l'annuncio della sua futura destinazione a Spazio della Cultura, a Luogo della Cultura, è stato frequente, dicevo, da parte nostra aprire le porte, entrarci, esplorarlo, capire cosa era questo luogo. Interessante di fronte a questo nostro aprire le porte è sempre stato vedere la comunità di Castelfranco mettere la testa dentro queste stesse porte. Le signore che andavano al mercato mettevano dentro la testa, gente che stava lavorando, che passava in maniera pura affrettata sotto i portici, si fermava e metteva dentro la testa o buttava dentro gli occhi. Il punto è questo: Palazzo Soranzo Novello è un luogo che la comunità di Castelfranco sente propria. Spesso abbiamo aperto, dopo l'acquisizione, le porte di Palazzo Soranzo Novello per capire che cos'era, per capire che tipo di spazi si presentavano. Un elemento costante di queste riaperture, così mi è sembrato, è sempre stata la curiosità con cui i cittadini, di fronte a queste porte aperte, non riuscivano a resistere alla tentazione di varcarle, mettere dentro la testa, mettere dentro un piede, guardare, ritrovare un luogo che la comunità sente proprio. È stato quindi spontaneo sviluppare l'idea di come restituire questo luogo a queste persone, a questa comunità. E naturalmente la restituzione si presenta come un quarto filo, oltre a quelli che abbiamo già visto, un quarto filo, ed è il filo del futuro. Ed è un filo che deve andare a riannodarsi a quei 3 fili di cui abbiamo già detto, quindi il museo e tutti i beni che stanno nei depositi delle collezioni civiche di Castelfranco Veneto, il palazzo come luogo storico e il palazzo come luogo di una storia recente, quella della banca. Ed è nata così l'iniziativa culturale che abbiamo chiamato Temporanea. È un nome che contiene, oltre all'evidenza, cioè il fatto che si tratta di un evento appunto temporaneo, è un nome, dicevo, che tiene dentro l'oscuro o luminoso protagonista di questa stessa iniziativa, che è appunto il tempo. Temporanea è un'iniziativa che vuole misurarsi con il tempo come abitante di questo luogo e come luogo dal quale escono gli oggetti dei depositi museali. E quindi ecco, Temporanea. Temporanea è un'iniziativa che si compone di 3 azioni principali: esibire, documentare, recuperare. Vediamo dunque una per una cosa sono queste azioni, cominciando naturalmente da esibire. Per raccontare come è nata l'idea di questa azione, di questo esibire, devo tornare ancora ai depositi delle collezioni civiche di Castelfranco Veneto, luogo a me carissimo e dentro il quale ho letteralmente vagabondato per qualche mese in una sorta di flânerie, un po' di vagabondaggio in cerca di questo e di quest'altro. Immaginatevi di aprire una cassa e trovare un teschio, di aprirne un'altra e trovare dei balsamari di età romana, di cercare dentro un sacchetto e trovare dei dadi in osso, anch'essi di età romana, oppure di muovere, di sfogliare, per così dire, la pinacoteca e trovare un De Pisis, di cercare di alzare, di sollevare i tessuti che ricoprono il lapidario e vedere emergere uno straordinario stemma visconteo con un enorme biscione. Ora, queste sono le collezioni civiche di Castelfranco Veneto, una realtà particolarmente eterogenea, particolarmente varia, che risponde a quelle esigenze di curiosità e di iperdocumentazione che accompagnano tutte le formazioni dei musei civici italiani. Vi si raccoglie tutto ciò che può essere da un lato curioso e da un lato e soprattutto che possa raccontare qualcosa della storia e dell'identità civica della città.
Ecco perché troviamo delle staffe di cavallo provenienti dagli scavi di Castelminio. Ecco perché troviamo un teschio di antilope. Ecco perché troviamo i burattini di pastrello. Ma come? Come dare l'idea alla cittadinanza della vastità di questo patrimonio e della eterogeneità di questo patrimonio? Beh, alla fine la scelta è stata quella di tornare al linguaggio più semplice di ogni esperienza museale, cioè l'antico linguaggio che aveva accompagnato i primi collezionisti di curiosità e di opere. Parlo del linguaggio delle Camere delle Meraviglie, delle Wunderkammer. Abbiamo scelto quindi di far prevalere l'impatto estetico sulla narrazione. Cioè abbiamo scelto come primo passo di questa restituzione alla città di questo enorme ed eterogeneo patrimonio di oggetti museali di far percepire loro l'effetto che può provare la persona che entra nei depositi, che vagabonda tra i depositi e scopre giustapposte una statuetta di Napoleone e un'anfora romana. Questo volevamo fare, e in questo senso il linguaggio, antico linguaggio delle Wunderkammer, era il linguaggio forse più adatto per restituire questa esperienza estetica ed emotiva. Ovviamente questo aspetto da porsi in dialogo con le caratteristiche di questo luogo, che è un luogo fortemente connotato dal punto di vista estetico e funzionale. È un luogo che è stato una banca, ci sono sportelli, ci sono armadi, ci sono cassettiere, ci sono casseforti, ci sono raccoglitori. Noi abbiamo cercato dunque di calare all'interno di questa struttura iperconnotata una Wunderkammer di gusto, se vogliamo, tardo barocco. Ed ecco, voilà, è nata questa azione della iniziativa culturale temporanea che abbiamo chiamato esibire. Esibire perciò non aspira in alcun modo a essere un'esposizione scientificamente o filologicamente compiuta. Le opere e gli oggetti delle collezioni che vi compaiono non esprimono affatto una selezione di natura sistematicamente tipologica. Intendiamoci, come abbiamo scelto queste opere? Per carattere rappresentativo? Per carattere cronologico? Per carattere tipologico? Niente affatto. Le abbiamo scelte in base alle connessioni estetiche o contenutistiche che esse potevano rappresentare una rispetto all'altra. Un esempio soltanto: un dipinto settecentesco di donna con corpetto e un corpetto settecentesco accanto. Questa è stata la logica. Quindi gli oggetti di esibire non tracciano un bilancio storico-artistico, non documentano riletture inedite o analisi critiche, e in più nel loro susseguirsi non rappresentano la sintesi misurata di un'indagine scientifica, no, e neppure dispongono lungo una logica costruita un filo narrativo con un inizio e una fine univocamente intesi. Esibire è una Wunderkammer in cui convivono la visione d'assieme, gli scorci, le connessioni estetico-visive di cui ho parlato prima, affinità e contrasti tra arti diverse, materiali diversi, epoche diverse, qualità diverse, e comunque sempre come veramente filo guida di questa visione l'unicità irriducibile dell'oggetto singolo, unico o replicabile che esso sia. L'oggetto singolo in relazione alla massa, al numero, al fattore cumulativo e alla serialità. Quindi esibire è una paratassi di opere e di oggetti con o senza nessi che cerca di riprodurre il costituirsi progressivo di quella sedimentazione che ha dato luogo, in circa un secolo e mezzo di storia, alle collezioni civiche di Castelfranco Veneto. Alcuni di questi oggetti, le didascalie raggiungono il numero, credo, di oltre 350 oggetti esposti. È veramente una massa notevolissima, e di questi 350 oggetti esposti alcuni non sono ancora del tutto pronti a parlare di sé, altri sì, sono oggetti già noti, oggetti che hanno già le spalle mostre,
prestiti in alcuni casi, oggetti che hanno schede catalografiche precise, altri di cui abbiamo appena l'inventario, altri ancora di cui non abbiamo neanche l'inventario. Sono oggetti che stanno lì in quella cassa e che fanno parte delle collezioni civiche e museali di Castelfranco solo perché sono lì in quella cassa, ma devono essere ancora studiati. Eppure sono lì con la loro forza, diciamo così, unica, dell'oggetto singolo, dell'oggetto unico. Il tema di come costruire la Wunderkammer, cioè di come scegliere quale oggetto in relazione a quale altro oggetto, è stato un lungo percorso di valutazioni, di riflessioni continue, sviluppate da me insieme all'architetto Giuliana Zanella, che si è occupata dell'allestimento. È stato un ragionamento alla ricerca di nessi, alla ricerca di similitudini, alla ricerca di contrasti. Ecco dunque che all'interno di uno degli armadi che compongono la nostra grande Wunderkammer si può aver scelto di sviluppare il tema della morte, del tempo corruttore. E così ecco a voi quel teschio di un soldato della Prima Guerra Mondiale che sta nelle civiche collezioni insieme a una calza in seta femminile settecentesca, o accanto a un preziosissimo portaprofumi ottocentesco. Ecco, è stata questa l'azione fondamentale, cioè cercare dentro gli oggetti le connessioni e dentro le connessioni dei messaggi che parlino all'uomo. Una volta che tutto questo era stato allestito, era stato disposto, si è posto un altro problema, quello di come spiegare, orientare il visitatore rispetto a ciò che vedeva. Il tema era il tema didascalie. Quante? Come? Naturalmente l'istanza fondamentale della nostra esposizione era quella di sviluppare un impatto emotivo prima che un approccio conoscitivo al materiale. Approccio conoscitivo che, per le ragioni che abbiamo già detto, era in parte impossibile, perché di alcuni oggetti sappiamo ancora oggettivamente troppo poco e questa mostra serve per avviare uno screening completo di essi, un loro studio rinnovato, e dall'altro lato perché non era lo scopo di questa mostra sviluppare una narrazione esplicita degli oggetti. Ragione per cui per i visitatori che volessero andare al di là del mero dato visivo e al di là della comprensione della sedimentazione degli oggetti, si è proposta una bussola elementare, e cioè un semplice elenco con numerazione progressiva affinché sia possibile a chi visiti temporanea in qualsiasi punto della Wunderkammer si trovi avere con sé uno strumento che gli permetta di sapere l'essenziale dell'oggetto che ha davanti. Che cos'è l'essenziale? Una datazione e una descrizione sommaria. Ora, per creare la connessione tra questa bussola che il visitatore tiene in mano e gli oggetti esposti, abbiamo scelto di utilizzare dei piccoli tagliandini realizzati presumibilmente negli anni 70 del Museo Civico di Castelfranco, inesistente nella realtà fisica ma esistente come insieme di collezioni, e a ciascuno di essi affidare un numero. Quel numero è l'elemento che congiunge l'oggetto visto e l'elenco bussola. Grazie a questa bussola il visitatore alle volte potrà trovare informazioni esaustive, precise e nette, altre volte invece troverà lacune o imprecisioni per colmare e correggere le quali serviranno, come ho già detto, ulteriori studi, nuovi studi. Altre volte ancora invece troverà dati migliorabili o definizioni o identificazioni in corso d'opera o, perché no, errori. Per descrivere i numerosi oggetti di temporanea, infatti, si parte da diversi stadi conoscitivi. In alcuni casi è possibile giovarsi di schede, l'ho già detto, o di attenti studi. In altri casi soltanto di sommarie identificazioni. Perciò lo strumento che noi chiamiamo bussola e che è la guida per il visitatore di esibire, così come
la stessa idea di esibire non può essere un esito e non è un esito definitivo. Qui c'è un'attribuzione dubbia da riprendere, qua c'è un oggetto muto e qua un oggetto all'apparenza insignificante, però capace di una forza narrativa così grande che avrebbe potuto meritarsi pagine e pagine e pagine di racconto. Ma temporanea, come si è già detto, è l'inizio del lavoro, non è la fine. È un lavoro che muove da quanto è stato fatto e da quanto non è stato fatto a Castelfranco Veneto nell'ultimo secolo e mezzo di storia delle collezioni civiche di Castelfranco Veneto, ma è e rimane un inizio. Per ora ci sono gli oggetti da vedere, da ammirare nelle loro connessioni e da scoprire. Oggetti che dovranno essere interrogati, indagati e meglio connessi. Ci sono gli oggetti e, diciamolo, c'è la bussola che noi diamo ai visitatori per orientarsi tra questi stessi oggetti. E una bussola non è poco. Una bussola, ovviamente, all'inizio di un cammino è davvero il più utile degli strumenti.